Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Un buon venerdì a tutti amici delle stelle, ben ritrovati anche in questa giornata di metà aprile in compagnia dell'oroscopo di Radio.0. Iniziamo quindi subito, non perdiamo altro tempo, diamo il via alle ultime novità. Ariete, iniziamo da voi. Uno zeffiro primaverile investe il settore delle relazioni con gli altri, un venticello che rimuove la polvere rendendo costruttivo anche il confronto. Tolleranza, pazienza, comprensione, questi punti di forza della luna in bilancia, fateli vostri e tutto andrà per il meglio. Toro, la novità odierna è il passaggio per voi di Marte in Pesci, che sarà la vostra guardia del corpo, diciamo, sia negli affari di cuore sia in quelli professionali. Luna indaffarata invece in giornata, incombenze casalinghe, parrucchiere, estetista, ultimi acquisti. Beh, lo sappiamo, ormai la Pasqua è alle porte e voi non vi fate trovare impreparati. Gemelli, è il vostro turno. Questa è la giornata giusta per lasciarvi andare alla tenerezza, magari organizzare un viaggio per il weekend pasquale in compagnia dell'amato bene. Se la vostra immagine non vi convince, poi, per piacervi di più, dedicate maggiore cura e attenzione soprattutto a voi stessi. Vi siete un po' trascurati nell'ultimo periodo. Cancro, entrando in Pesci, da oggi Marte farà la parte del leone delle relazioni. Intraprendenza, novità, forza d'animo e un mare sconfinato di passione vi accompagneranno. La luna invece è storta, ma le conseguenze sono solo un filo di nervosismo e qualche battibecco in famiglia, cose che potete controllare quindi. Leone, il sestile della luna è un buon input per dare a questo venerdì un'impronta di serenità. A ridosso della Pasqua, contrasti e conflitti finalmente si placano. Tira un'aria piacevole, fatta di diplomazia, buon umore, aspettative e notizie che rasserenano il cuore. Vergine, l'arrivo di Marte in Pesci è la notizia del giorno. Va a dare manforte a Venere e a Giove. Apre una fase di decisioni cruciali anche in campo affettivo. Prendere o lasciare. Storie ambigue vi circondano. Chiaritevi bene con chi amate sulla strada che ognuno dei due desidera percorrere. Bilancia, la luna è a spasso nel segno, tranquilla e rilassata, come dovreste esserlo voi. Difficoltà e desideri, tutto converge sulla coppia, sul condividere interessi e aspirazioni con l'altro. Ascoltate bene. Via libera a tutto ciò che per voi è importante. Socialità, scambio, cultura ed espressione artistica. Scorpione, che bella cosa l'entrata di Marte in Pesci in questo venerdì, proprio quello che vi serviva per dare coraggio e un'energica raddrizzata alla vostra vita. Creatività e immaginazione poi le risorse su cui contare per migliorare, modificare e aggiustare ogni situazione. Sagittario, la complicità della luna e di un bel gruppo di amici compensa gli attriti e i dissapori familiari preannunciati già dal transito di Marte in Pesci. Per mantenere l'equilibrio e il partner, tenendo i piedi in due scarpe, occorre essere dei provetti acrobati, quindi attenzione. Capricorno, ininfluente l'azione della luna, se non per il fatto che vi tocca presenziare a un impegno pubblico durante il quale non siete proprio a vostro agio. Incisiva e corroborante per la professione la presenza di Marte in Pesci, si prospettano piacevoli sorprese per voi. Acquario, luna galeotta in trigono, tra svaghi, interessi culturali e viaggi. Sospinti da una delicata brezza, i vostri programmi procedono senza alcun intralcio. Aspirazioni e conferme poi prendono quota. Diplomazia e socievolezza sono le vostre carte di imbarco. Tenetele bene con voi. E chiudiamo con i pesci. Di significativo oggi per voi c'è l'ingresso di Marte nel vostro cielo, vale a dire volontà e intraprendenza per canalizzare il raggio fortunoso di Giove, mettiamola così. Al top l'amore romantico e appassionato, momento cruciale invece per i single, presi di mira da un colpo di fulmine. Ed è tutto quindi anche per questo venerdì prepasquale dalle nostre stelle. Noi ci risentiamo nei prossimi appuntamenti. A tutti una buona giornata, un buon weekend e buona fortuna. Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.